che va appunto da dicembre fino a gennaio. Questo è uno dei primi e dei più importanti anche eventi che in particolare assessorato alla cultura ha messo, diciamo così, in campo. L'evento, faccio una piccola e breve premessa, è composto così. Allora ci sarà un convegno dove il professore Ronaldo Piana, che è un docente appunto di musica ed esperto di canto popolare, che abbiamo l'onore appunto di averlo ospite qua a Villanova, ma l'abbiamo avuto anche e più recentemente durante la presentazione del libro del nostro compaesano Armando Maraucci, quindi conosciamo già, diciamo così, le potenzialità del professore. Ci parlerà appunto della evoluzione che ha subito il canto a chitarra più o meno dalle sue origini, quindi dall'800 fino agli anni 70, per poi appunto, non so se dire progredire o evolversi, eccetera, eccetera, ma ce lo spiegherà meglio il professore, dall'arpeggio della chitarra fino al plettro e poi successivamente anche con la fisarmonica. Successivamente poi ci sarà una vera e propria gara di chitarra, diciamo così, a Santiga, quindi con questa formula con la chitarra ad arpeggio e il canto. Abbiamo quindi l'onore di avere tra noi, scusate se leggo, se no qui dimentico i nomi. Allora, Pietro Nieddu alla chitarra, che ho visto che appunto è entrato, ho visto prima, Emanuele Bazzoni alla voce, poi abbiamo Graziano Massaiu e sempre alla voce, quindi il suo cantatore è Marco Manca. Successivamente, quindi a questa gara, Villanova appunto ha una forte passione anche del canto a chitarra, quindi si esibiranno dei villanovesi. Vedo qua Marco che si sta coprendo appunto la faccia, ma la voce sono sicuro che sarà bella squillante, proprio per evidenziare che noi villanovesi crediamo in questo tipo di cultura, nella nostra cultura sarda e nelle tradizioni, per così dire, popolari. Detto questo, naturalmente volevo ringraziare pubblicamente diverse persone che hanno reso, sicuramente renderanno questa serata, diciamo così, speciale, perlomeno importante. Volevo quindi ringraziare pubblicamente un amico innanzitutto, un nostro compaesano che è appunto Giovanni Arru, e colui che mi ha messo la pulce nell'orecchio e poi successivamente il fiato sul collo. Non ha mollato mai la presa più o meno dal periodo settembre, diciamo ottobre, ma conosciamo tutti Giovanni, è un perfezionista, è un perfetto appunto organizzatore, ma diciamo da subito che è un appassionato recente naturalmente del canto a chitarra, quindi ringrazio veramente Giovanni. Poi Giovanni successivamente mi ha fatto conoscere Giuseppe Massaiu, che fa parte dell'associazione culturale Sus Tumenes di Oliena. Con Giuseppe quindi mi ha presentato, per così dire, il progetto, convegno più gara a chitarra, quindi ringrazio tantissimo anche Giuseppe, e con lui, appunto anche con Giovanni, abbiamo deciso proprio la creazione di questo libretto che avete in mano, proprio perché anche il sottoscritto durante le gare, per così dire così in paese di chitarra, si è reso conto che non capiva tutte le cose, diciamo così, che i cantanti dicono, perché bisogna veramente concentrarsi, sedersi e ascoltare molto attentamente. Così il libretto che avete è sostanzialmente una piccola guida che vuole aiutare lo spettatore quando soscantatore appunto canteranno. Quindi potete seguire, non voglio dire aberrazioni, a un po' di karaoke, diciamo così, i nostri cantori appunto che vi ho elencato prima. Il libretto quindi che avete in mano, abbiamo deciso, questo in particolare Giuseppe Massaiu che un po' ha curato la direzione artistica, abbiamo deciso naturalmente di mettere le poesie dei poeti più importanti di Villanova. Abbiamo quindi Raimondo Piras, Barore Riu, Filomena Cherchi e Nenaldo Italo.
e troverete quindi le poesie di questi poeti. Di Raimondo Pires naturalmente non c'è bisogno di dire niente, lo conosciamo tutti qua a Villanova, ma soprattutto fuori dai confini villanovesi. Sappiamo benissimo, noi villanovesi quando andiamo in qualsiasi paese della Sardegna diciamo che siamo di Villanova e fanno 2 più 2, Villanova uguale Raimondo Pires, quindi celebriamo anche una figura imponente e importante. Andremo a ricordarlo l'anno prossimo con il sindaco, appunto stiamo già discutendo un progetto su un grande evento, oppure più eventi diciamo per ricordare i 40 anni della morte di Raimondo Pires. Il secondo è appunto, abbiamo una poesia di Barore Riu. Barore Riu famosissimo anche qua a Villanova, ma anche fuori dai confini villanovesi, perché comunque ha gareggiato anche con altri poeti sui palchi, quindi è salito anche con Piras, con Tuccone, con Sorzo e tanti altri. E quindi abbiamo anche una poesia di Barore Riu, che credo sia morto nello stesso anno di Raimondo Pires. Ringrazio naturalmente la famiglia, vedo qua Marco, Antonello, per averci avuto la possibilità di mettere una poesia di Barore Riu all'interno di questo libretto. Filomena Cherchi, anche qua a Villanova non c'è bisogno di presentazione, perché sappiamo a Villanova chi è stata Filomena Cherchi o chi avrebbe potuto essere Filomena Cherchi se non fosse morta all'età appunto di 19 anni. Sarebbe stata, secondo noi villanovesi, una delle maggiori interpreti della letteratura italiana. Purtroppo se n'è andata all'età di 19 anni, ma qua a Villanova diciamo l'amministrazione comunale gli ha dedicato un libro, pubblicato un libro importante che è Il canto del pastore, e l'anno scorso siamo andati anche a ricordarla sempre all'anniversario della sua morte con un premio letterario qua su Alattu. L'altro è Nenaldo Idau, che è nativo naturalmente di Villanova, è Don Leonardo Idau per la precisione, è un prete che sta a Torino. Io l'ho sentito un paio di anni fa, 2 anni fa, ed è lucidissimo, 90 anni. Di lui lo stesso abbiamo messo una strofa, se non sbaglio, tantissimi libri pubblicati dalla sua editrice di Don Leonardo Idau, ed è veramente un prete eccezionale. A proposito di preti, mi aggancio quindi al libretto. Grazie al prete di Oliena Don Luca si deve alla realizzazione appunto di questo libretto, che l'ha impaginato, fatto la grafica e tutto quanto. Di Roberto Ruggio, naturalmente, che poi modificato, eliminato, abbiamo diciamo assillato un bel po', e poi successivamente ha fatto anche la locandina. Chi altri ringraziare? Se non, naturalmente ringrazio anche il sindaco, perché ha sposato da subito il progetto, ha battuto ciglio e quindi si è fidato diciamo ciecamente del suo assessore. Io diciamo finisco qui. Se mi sono dimenticato di qualcuno mi scuso già da adesso, quindi do la parola al professor Rolando Piano per questo convegno appunto sulle origini del canto sardo a chitarra. E vi ricordo che dopo ci sarà naturalmente, per chi resiste, per chi rimane, un momento conviviale qua giù al primo piano. Grazie. Mi sentite? Imposto un po' la voce, quindi non siamo tantissimi, quindi ci sentiamo. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito. A me fa sempre piacere parlare di questi temi, anche perché non se ne parla spesso. È un po' strano anche, no? come tema. Io lo chiamo sempre Storia desugantu a boghe dell'Interra, come lo chiamavano i nostri nonni, bisnonni, eccetera. Oggi è cambiato, dagli anni 70 in poi si è evoluto, perché il canto popolare è in piena evoluzione, come sempre. E dopo aver ringraziato il sindaco per la presenza, voi tutti, grazie per la presentazione, grazie a Giuseppe che ha organizzato questa serata. Io è da 4 anni ormai che mi sto impegnando per fare queste conferenze in giro nei paesi del Logudoro, perché è mia intenzione, io non ho la presunzione di insegnare niente a nessuno, anche se insegno musica da 40 anni, mi occupo di canto sardo da
da quando avevo 20 anni, eccetera. Però mi sono accorto che col passare del tempo è tramontata la nostra tradizione di una volta. Il canto naturale, espressione naturale dei nostri nonni, dei nostri genitori, è morto. Fortunatamente abbiamo le registrazioni che, grazie al lavoro che fa incessantemente, che fanno degli amici miei, in particolare Antonio Caria di Bonnannaro, che è sempre in giro a cercare nastri prima che si rovinino. Ultimamente infatti ne sto sbobinando ancora registrazioni della fine degli anni 50, 60, ho dovuto acquistare registratori della Gelosa di una volta per sbobinare le bobine che si usavano un tempo, che oggi è difficile, no, trovare. Ma grazie in particolare a un mio amico sempre di Bonnannaro che vive a Sassari, a Bastianino Socciu, che a casa sua ha un archivio enorme di gare, ad iniziare dagli anni 50 sino a ieri, si può dire, e mi ha fornito a me un archivio personale di gare che io mi ascolto tuttora e che studio. Addirittura ho delle gare fatte dai cantadores che non ci sono più ormai oggi, registrazioni delle prime loro gare sino alle ultime che hanno fatto, quindi gare nell'arco di 50 anni, quindi c'è la possibilità di fare un'analisi abbastanza anche scientifica, tecnica, anche dal punto di vista musicale, anche se stiamo parlando di canto popolare. Buonasera. Quindi buonasera ai professionisti dell'esuganza chitarra. Ciao Marco. Allora, di che cosa vi parlerò? Qualcuno mi ha detto di stringere, perché dopo abbiamo anche la gara che ha una certa durata. Io in genere in queste conferenze, quando le organizzo io da solo, faccio una storia con delle analisi sugli ascolti, ho scelto certi documenti per vedere l'evoluzione che ha avuto il canto proprio dalle prime registrazioni sino agli anni 70. Perché mi fermo poi agli anni 70? Perché dagli anni 70 è cambiato il canto, è diventato moderno con l'inserimento della fisarmonica in pianta stabile, è diventato tutto diverso, è sempre canto sacro, facciamo parte della stessa famiglia, però è cambiato totalmente. Poi ve lo spiego dal punto di vista tecnico, in che cosa consiste proprio la diversità tra su canto a boga di chitarra e il canto con la fisarmonica, con la chitarra a plettro, dico a plettro perché io non rendo, per me è incompatibile l'accompagnamento della chitarra ad arpeggio con la fisarmonica, sono incompatibili per me, anche se ogni tanto si fa, però per me sono incompatibili. La chitarra d'arpeggio a bottighe, come si diceva un tempo, faceva parte del suo canto a boga di chitarra e lì terminava. Allora, vado a braccio io, vado a braccio perché mi lascio trasportare un pochettino da tutto quello che mi viene in mente. Ho tanti di quegli aneddoti, ho tante di quelle registrazioni fatte negli anni 80 e 90 con mio nonno in particolare. Infatti io dopo tanti anni non c'è più ormai, però mi sono trovato a casa avevo l'abitudine di tutte le volte che ci trovavamo a chiacchierare con nonno di avere il registratore appresso, e mi sono trovato quei nastri dopo 30 anni che allora erano semplici registrazioni chiacchierate di tutti i generi, cantate, mentre io l'accompagnavo con la chitarra. Adesso diventano dei documenti dopo 30 e 40 anni, e infatti io faccio largo uso dei suoi racconti, anche perché mio nonno, nato nel 1908, ha esordito sul palco con De Sole, con Luigino Cossu, con De Gortes di Laerro, e aveva 14 anni. E gli è stato vietato, però lo dico, bambini non ce ne sono, lo dico, gli è stato vietato poi il proseguimento per cantare, perché l'avevano già avviato, perché sapeva già cantare, perché con De Sole, dice il padre, mio bisnonno diceva, con De Sole non imparas a cantare, imparas a bagassare, scusate, però quella era l'espressione. Magari non era vero, però quello è quello che pensavano a quei tempi dei cantadores famosi una volta che scendevano giù dal palco. Ma ci arriviamo. Allora, parto dalle origini. Noi documenti originali di Esuganza Boga di Chitarra abbiamo un grosso documento, ce l'ha lasciato Gavino Gabriel negli anni 20, musicologo, musicista tempiese. Addirittura durante il periodo fascista lui si è
ha lavorato nella riforma scolastica gentile, si occupava della raccolta dei canti popolari, in particolare della Sardegna, e li ha curati, ed è stato il primo a creare le prime registrazioni dei canti popolari nelle prime incisioni in assoluto, all'inizio degli anni 20, quando stava iniziando il registratore. Il registratore in quel periodo, per trasportarlo ci voleva un camion, un camioncino, non erano gli oggetti che abbiamo noi oggi. E quindi leggendo dei suoi trattati, lui parla proprio delle caratteristiche dei canti popolari della Gallura, dell'Anglona, del Meilogu, della Planargia, della Barbagia, perché li ha ricercati, e per me è una fonte culturale importantissima quella lì. Ma io mi sono fidato anche tantissimo dei racconti di mio nonno in particolare, perché lui ha vissuto quell'epoca del grande sviluppo del canto e del cambiamento che ha avuto nella storia su Canta Chi Terra, proprio dagli anni 20 sino agli anni 70. Ecco, mi fermo lì perché mi voglio fermare io lì. Però prima di parlare del canto a boga di Terra, dobbiamo ricordare che la Sardegna, anche se siamo isolati, e prima ancora di più di quanto lo siamo oggi, nell'Ottocento la musica colta era quella dei grandi operisti italiani, no? Nelle grandi città italiane, magari Sassari, Cagliari, marginalmente Sassari, si conosceva un po' il Rossini, il Giuseppe Verdi, il Paganini, il Puccini, il Leoncavallo, il Mascagni, eccetera, ma la massa non conosceva questi autori. La massa seguiva la tradizione popolare. E che cos'era la tradizione popolare su Canta Chi Terra? Prima che iniziassero le gare, ricordatevi che la prima gara ufficiale, riconosciuta un po' dai grandi cantatori, è stata a Bonannaro il 20 gennaio, in occasione della festa di San Sebastiano del 1915. Ma mio nonno mi ha detto, io sono di Bulzi, ha detto a Bulzi abbiamo sempre cantato, anche prima di quella data lì. Si cantava sempre, magari non erano in gare intese come le intendiamo noi oggi, no? Però le feste terminavano con So Poetes, la gara dei poeti, e So Cantadores. C'erano sempre, e spesso cantavano senza chitarra, qualche volta con l'organetto, infatti lo chiamavano, cantavano a poco sonetto, dicevano, no? Oppure se c'era la chitarra, poche chitarra, ma le più delle volte era senza strumenti, perché nei paesi non sempre si trovava lo strumento per accompagnare, ma cantavano boghe a boghe. Semplicemente perché per loro era l'espressione più naturale, e dove si trovavano, oltre le feste, quelle 2 o 3 feste annuali, sozzillire il sabato, la domenica, gli altri giorni si lavorava, non c'era da cantare. Gli uomini avevano un tipo di espressione, a quei tempi cantavano quasi tutti, più o meno, c'erano chiaramente i più bravi, però l'espressione era su canto a boga del sonetto o boga di chitarra. Questo sino a tutti gli anni 20, anche quando sono iniziate le gare, perché le gare sul palco salivano i campioni, i bravi veramente, non salivano tutti. Però a terra, come diceva il nonno, su bravi vinse campione, ma in terra tutto cantaiva. Sapevano cantare quasi tutti, e anche le donne, anche se la donna doveva stare in casa e chiesa e casa e basta. E la donna che cosa cantava? Ninne nanne, cantones pro ballare vizzinnos, i canti di chiesa, poteva cantare in chiesa tranquillamente. Gli uomini facevano l'uno e l'altro. Ma dall'analisi che ho fatto io, perché di questo genere, e io a scuola, dove insegno ancora, ma è da 40 anni che riesco a ritagliare un mese dove ai ragazzi parlo solo della musica sarda, anche se non piace ai ragazzi, no? Bombardati come sono dalla musica moderna, dai cellulari attuali, eccetera, però lo facciamo lo stesso. O con la paura della verifica, con la paura dell'interrogazione, eccetera, lo devono sentire. Poi facciano quello che vogliono crescendo. Però il seme io lo butto. E facciamo generare la storia della musica sarda, di tutta la Sardegna, non solo del cantachitarra. Parliamo del cantatenore, del cantaconcordo, dei cori polifonici maschili, dei cori polifonici a voci miste, eccetera. Tutto. L'importante è che in Sardegna non dimentichiamo le nostre radici, la nostra cultura, perché siamo lì per contaminarla del tutto. Io oggi vorrei fare un passo indietro invece, per cercare, e l'impostazione che do io a questa conferenza è per cercare di far rivivere
Il canto di una volta, che è morto, con quelle caratteristiche è morto già negli anni 60-70. Però parlarne è importante. Oggi abbiamo i documenti, se vogliamo riascoltarli, e grazie ai mezzi moderni di oggi, ai social, possiamo divulgarli tranquillamente. Io metto sul mio profilo tranquillamente tutte le registrazioni che ho fatto con nonno, con tutti i canti, dal re sino alla disisparata, tutto, con le sue modulazioni, perché sino agli anni 30 ogni cantatore cantaia la modo suo, aveva le sue caratteristiche, non ce n'era uno uguale all'altro. E la gara era proprio quella, no? Poi il pubblico sappiamo che è un tifoso, parteggiava soggettivamente per uno o per l'altro, però la gara era quella. Allora, i primi documenti, dicevo prima, li abbiamo con Gavino Gabriel, che ha parlato anche delle voci di quel periodo, in particolare di chi? Ha parlato dei cantanti, dei cantadores galluresi, perché lui era di Tempio. Addirittura parla di questa Maria Montinetto, che era conosciuta in tutta la Gallura, ma sul palco non aveva mai cantato perché il padre non gliel'ha mai permesso. Però siccome lavorava alla stazione di Tempio, al bar della stazione di Tempio, ha detto, lì passavano tutti i cantadores che si spostavano da una parte all'altra della Gallura per cantare, e quando si fermavano lì erano nottate di cantate che non finivano più. Quindi lei cantava, era conosciuta anche da tutti, però sul palco non poteva andare. Che era la donna conosciuta proprio in quel periodo? Candida Mara, di Nulvi. Esiste una leggenda, no? Purtroppo non abbiamo una registrazione di questa donna, ma mio nonno me ne parlava. Addirittura ho delle registrazioni dove lui imitava il suo modo di cantare, no? Più o meno le modulazioni. Però non è facile. Lo stesso Gavino Gabriel dice: bisogna ascoltarla questa donna cantare, con tutti i suoi melismi, quell'impeto, quei passaggi silenziosi di con un filo di voce, poi invece partiva. Però bisognerebbe registrarla per sentirla bene, ma a quei tempi non c'è stata la possibilità, quindi si è perso tutto. Ma era famosissima, era famosa in tutto il Logudoro. A Sassari addirittura, una volta che se n'è andata a Sassari con un signore, un possidente di Patria, e viveva nella zona di Rizzetto a Sassari, frequentava i sederi, i vendioli sassaresi, e tutte le volte che sapeva che c'era da cantare lei c'era sempre. Immaginate che una donna in quell'epoca, stiamo parlando dei primi anni 20, che si permetteva di andare in giro così, come poteva essere considerata, visto la ristrettezza mentale di quel periodo, no? Quindi immaginiamoci. Però io ho sentito parlare sempre bene dal punto di vista canoro, del canto, e chiaramente lei partecipava alle gare di quell'epoca, anche quando le gare di canto sardo non erano ancora molto comuni, perché è morta nel 27 lei, e quindi non è che ha avuto molto tempo per partecipare a tante gare ufficiali. Però lei cantava con i 3 o 4 cantadores più importanti di quell'epoca, che insieme a lei erano Paolo Eriu, Iozieri, sposato a Chiaramonti, Frai Lalzu, anche di lui ho tanti di quegli aneddoti. Prendeva i lavori, no? Frai Lalzu, costruire zappe, costruire tutto quello che c'era da fare per la campagna interna. Lo invitavano ad una festa e mica andava e tornava in giornata, no? O in nottata quando andava a cantare. Si aspettava 3 o 4 giorni, perché quelli erano i tempi, non c'erano strade, non c'erano mezzi, quindi o andavano a piedi o in treno sino a un certo punto, poi a piedi al paese dove dovevano cantare. Quindi quando tornava c'erano le bastonate della moglie, anche perché aveva un sacco di lavoro da portare avanti, eccetera. Però Paolo Eriu, mio nonno mi ha detto che ci ha cantato tante volte con lui, aveva una voce straordinaria, un modo stupendo di cantare, molto baritonale come voce, però bellissima. Altri erano Giovanna Inzio de Gortes di Laerro, un grandissimo cantatore di quell'epoca. Anche di questi di cui sto parlando adesso non abbiamo nessuna registrazione, perché mentre De Sole, Polqueddu, Cossu sono riusciti ad andare a Milano a registrare, lui faceva il contadino De Gortes, quindi o per un motivo o per l'altro non riusciva a liberarsi, e quando si è liberato non erano disponibili gli altri. È successo che ha lasciato perdere a un certo punto, e non abbiamo i documenti che sarebbero importantissimi. Però dagli aneddoti, questi cantanti di quell'epoca non avevano una voce molto potente, perché non era importante urlare quando si cantava, era importante avere una bellissima modulazione, sentimento.
La melodia era ciò che... L'esore cosa diceva? Su canto saldo, questa è una nenia. Cioè non nenia, non una nina nanna in quel senso lì, ma perché era pacato, si portava avanti con grande espressività. Ed è cambiato nel tempo, piano piano. Per una trentina d'anni, sino alla seconda guerra mondiale, il canto è rimasto tale e quale, con questi grandi cantadores. Mi sono dimenticato, del primo gruppo, insieme a Candida Mara, Paolo e Riu, a De Gortes, c'erano i due fratelli di Nulvi. Nulvi è importante dal punto di vista per aver dato la nascita anche ai fratelli Mele, Peppe Mele e Domenico Mele. A proposito, un aneddoto che forse avete letto da qualche parte, ma Candida Mara ha avuto una storia particolare, no? Si è sposata contro il volere dei genitori, il marito a un certo punto è morto dopo poco tempo, lei continuava a cantare, una donna un po' libertina, non aveva un bell'aspetto, era alta, un naso aquilino, un grande neo in faccia, e pare che sia morta quando era Sassel, che è sotto l'anestesia, voleva eliminare questo neo, stava diventando sempre più grande, pare che non si sia più svegliata poi in seguito all'anestesia. Candida Mara a un certo punto va a cantare a Padria, quindi se va a Padria vuol dire che si muovevano. Però Candida Mara, sapete come si spostava? Si spostava con un calesse, armata, con la pistola. E siccome il sindaco mi ha detto di stringere, con gli aneddoti si stringo un attimino, a Berghida una sera, siccome è cresciuta con una fama particolare a lui, Candida Mara, a un certo punto era in una gara con Berritello, che era Peppe Mele, un paesano, e l'attacca in un'ottava di sprezio, la chiama bagasse burda, grave, molto pesante. E noi questi termini li conosciamo, non si usano più, diciamo nel dialetto, però è molto pesante. Ma lei non è che non ha risposto con i versi, lei si è girata e gli ha mollato un cazzotto sul palco, come donna, per dire che donna era, aveva un carattere molto forte, vocalmente era ben vista da tutti, chiaramente una volta che scendeva dal palco era criticata da tutti, come succede regolarmente. Questa è Candida Mara. Nella gara però Candida Mara non faceva tutta la gara insieme agli uomini, anche perché nei primi 20 anni la gara di canto sardo in genere era portata avanti per 4, 5, 6 ore, tutta la notte durava qualche volta. Chi resisteva di più? Anche perché il premio andava uno solo, si raccoglieva tra il pubblico su panno, no? Girava questo panno, mettevano le offerte, poi c'era una giuria che decretava il vincitore e si dava al vincitore, era chi resisteva di più. 4-5 ore di canto, sino a Manzanile, dicevano questi signori. A un certo punto Candida Mara cantava in genere il canto in re, forse qualche nuorese e qualche mutos, i classici non li faceva. I classici li facevano gli altri, gli uomini. Lei cantava più re, più canti in re, che cantavano ore e ore, quindi è chiaro che dovevano ripetere più poesie. Poi degli altri si è perso tutto lo stesso. E questo è il gruppo della proprio prima generazione, possiamo chiamarla. Sono tutte persone nate nella seconda parte dell'Ottocento e morti all'inizio, nella prima parte del Novecento. Ma i cantadores che ci hanno lasciato il segno anche come incisioni, con le prime incisioni, sono stati Giovanni Cuccuru di Usini, che è stato il primo a registrare, grazie anche alla spinta di signor Ferrari, quello che aveva il negozio al Corso degli strumenti musicali a Sassari, che faceva da collegamento con Milano, sia per quanto riguarda le chitarre a un certo punto. Quando parlerò della chitarra poi vi dirò qualcosa sulla tecnica chitarristica, e anche per le registrazioni. Le prime incisioni sono state fatte nel 26, prima in assoluto li ha fatti Gavino Gabriel nel 22, poi nel 26 Giovanni Cuccuru, accompagnato alla chitarra da Peppino Secchi di Sorso, anche se scrivono che sia nato a Sennori, ma erano di Sorso, Ignazio Secchi e Peppino. E subito dopo invece dal 30 in poi, dal 30 al 35, abbiamo il grosso delle prime registrazioni a 78 giri con De Sol, Porquedu e Luigino Cossu, ma abbiamo anche Gavino De Lunas con Maria Rosa Punzurud di Ozieri.
prima che la gente comune, il popolo diciamo, riuscisse a memorizzare bene le prime incisioni. Voi sapete che non tutti avevano il grammofono e il fonografo a casa a quei tempi, dov'è che potevano ascoltarla? Qualche benestante del paese aveva questi strumenti, ma la gente comune no, le imparava a memoria durante le gare, durante le feste, quando capitava. Da un'analisi tecnica dell'origine di questo canto, io che sono 40 anni che ascolto e che analizzo questi canti, per me però è un mio pensiero, poi ognuno è libero di pensare come vuole, è soggettivo quello che dico io. Dall'analisi tecnica che faccio io, il canto in re, che è il canto base più importante d'Esoganto Logodoresu, il canto in re deriva dalla canzone popolare semplice del lavoro che svolgevano gli uomini e in parte anche le donne. E quali erano le attività? Sugarrolante, cantoni a boghe de garro, cantoni a boghe de riu. Le donne andavano nei ruscelli a lavare i panni, c'erano quelle che cantavano, che canticchiavano. Io ho raccolte di questi canti e adesso iniziamo ad ascoltarne qualche uno, magari non lo ascoltiamo tutto, altrimenti allunghiamo troppo, ma è solo per capirne l'esempio. E tutti canti a boghe nuda, non c'erano strumenti, lo strumento è arrivato in un secondo tempo. Allora, iniziamo con un esempio di canto a boghe de garro. Io ne ho decine di questi tipi di canti, però ho scelto un canto gallurese di Agius. Ne ascoltiamo un pezzettino. State attenti all'inflessione. Voi immaginatevi questo signore che è sul carro, che sta viaggiando e sente ogni tanto svuette, sul trush, eccetera, e se la canta. Era molto comune in quel periodo. Sentite un po'. Veramente qui è accompagnato dalla chitarra, ma in origine era voce libera, piccolo esempio. Allora, questo è un esempio di una voce maschile. Non abbiamo il tempo per fare un'analisi anche di altri esempi, però più o meno alcuni canti che ho registrato io chiamati a boghe de garro si rassomigliano molto ai canti in re che si facevano più avanti. Ecco perché dico che c'è il collegamento a questo tipo di canti. D'altra parte non è che potevano inventare queste melodie sul palco direttamente, erano cose maturate nel tempo, qualcosa che i cantadores esercitando hanno sentito dagli anziani, dai più grandi, perché non esisteva la scuola, Oggi ci sono le scuole per imitare i canti sardi, eccetera, ma la scuola di un tempo era l'ascolto dei più anziani, dei più grandi, e poi la creazione personale del canto, qualcosa che veniva fuori singolarmente. E le donne in quel periodo, io ho un esempio di una mia paesana, Ziromina Viga, che è morta qualche anno fa, che ci canta un pezzettino solamente di un canto che eseguivano a casa mentre preparavano la farina per fare il pane. Allora, vediamo un po'. Tantas voltas era tada sa farina sai como e giochi la venes in domo sempre continua scolata un reione genuino
mio nonno, e per me è un monumento ormai, anche perché è la più grande fonte di notizie che ho, oltre alla mia cultura poi generale, sul canto in generale. Allora, ho estrapolato una piccola ritaglio di una registrazione dove l'ho costretto io a cantarmi qualche ninna nanna che cantava ai figli, mia madre, eccetera, e siccome lui ha cantato tutta la vita, io me lo ricordo sempre, cantante, quest'uomo, non c'era occasione, bastava un bicchiere di vino e partiva, non c'erano le monete, bastava un bicchiere di vino e partiva. Allora, era sanguigno di carattere, no? Non accettava subito, però io lo conoscevo e insistevo e poi si liberava. Sentite un attimo, e qui siamo alle radici, desuganta bove di terra, poi proseguiamo. Allora. Sai che la cappella di genere? La Giorgia è vicino in via, è andata lontana del momento, no? Ma la trovi che tu? La trovi in go, io non è più di notte sempre trabalhando. E non posso cantare sulla cantata? Lo trovi che sai? Sì. Questo è l'esempio, tre spezzoncini di quella che poteva essere la base canora, semplice, perché non possiamo allargarci più di tanto, agli inizi, alla fine dell'Ottocento. Ma io parlando con nonno gli ho detto, ma tu hai iniziato a cantare nel 20-22, avevi 14 anni, ma cantavano gli altri? E via commenti, cantavano tutti prima. Quindi si cantava molto prima anche dell'inizio del Novecento, anche se i documenti non ci sono. I documenti li abbiamo invece con l'inizio del 1920, come vi dicevo prima. Adesso iniziamo ad ascoltare anche le prime incisioni. Non l'ascolteremo tutta, vi dico, ogni tanto interrompo perché altrimenti sono registrazioni di 3 minuti, 4 minuti ognuna, perché dobbiamo vedere l'evoluzione poi nell'arco dei 70 anni del Novecento. Quindi una delle prime incisioni l'aveva prodotta Gabino Gabriel. Gabino Gabriel diceva: nell'Anglona cantano più voci baritonali, perché dice il territorio è calcareo. In Gallura invece cantano tutti in quinta, quinta no, con la voce molto alta. Dice perché? Perché è granitico il territorio. Insomma, lasciamo perdere questi modi di dire, perché forse andavano bene in quel periodo. A noi non va più bene chiaramente, perché erano supposizioni così, tanto forse per riempire qualche pagina. E in Gallura è vero, tendevano a cantare in una certa maniera. In Anglona invece dice le voci erano molto più robuste. Però c'è da dire una cosa: perché chiamiamo di Zipperada il canto che inizialmente era una serenata? Le più belle serenate erano quelle galluresi in particolare. E io in genere in queste conferenze faccio sentire la Desisperada che ha registrato lui proprio nel 22-24, cantata da Gabino Gabriel. Invece oggi ho scelto una Desisperada, sempre gallurese, però cantata da Matteo Peru, che era un grande cantante, del coro di Agius. Ascoltatela bene.
Disiparada in sardo deriva molto probabilmente da despertada, spagnolo, da un termine spagnolo che voleva dire sveglia a manzanile, quindi era una serenata che si faceva, in Gallura la chiamavano canto di Chianna, cioè si cantava nella porta, nella finestra della ragazza desiderata, ed era un canto espressivo, un canto d'amore, lo sentirete adesso, e terminava con una ninna nanna, proprio per augurare il buon riposo a questa ragazza. Sentite un attimo, è una bellissima disperata. Oggi non la chiamiamo disperata di che cosa? Non è disperazione, è un canto d'amore. Come si diceva un tempo, Ditemi voi se questa la possiamo chiamare disiparata. È un canto d'amore, molto delicato. Poi quando è cantata bene anche da una voce del genere è molto più gradevole. Allora, a un certo punto, diciamo, iniziano le gare. Vi ho detto prima che la prima gara ufficiale è documentata nel 1915 a Bonnannaro. Infatti in piazza Bonnannaro c'è la targa proprio. In questa piazza il 20 gennaio del 1915 si è svolta la prima gara ufficiale de Canto a Chiterra, quindi è un onore che con orgoglio Bonnannaro si tiene e porta avanti. E in quell'occasione cantava, immaginate un po', Candida Mara, Paolo Erio e due locali, due di Bonnannaro, accompagnati da Michelino Cosso di Sassari, un chitarrista conosciuto come Carrasciali immaginatevi il soprannome, cosa poteva essere, no? Classico sassarese, dove c'era allegria c'era lui. E da lì partono le gare. Dopo quella gara la fecero subito a Mores, subito poi le feste dei paesi circostanti. Piano piano si allarga a macchia d'olio l'uso di organizzare la gara. Vi ho detto qualche attimo fa, inizialmente veniva pagata solo un cantatore. Chi veniva decretato vincitore della serata. Chiaramente non tutti andavano volentieri, se sapevano che vinceva sempre De Cortes, piano piano gli altri iniziavano a ingelosirsi, chiaramente, e trovavano una scusa per non andarci più. E allora, una volta che iniziano a cantare dal 1918 in poi, De Solo, Porqueto e Cosso, iniziano ad essere veramente amici tra di loro, perché dopo le loro incisioni iniziano ad essere conosciuti un po' nel loro dappertutto, e quindi la maggior parte delle gare le facevano loro, invitati perché gli ha dato notorietà l'incisione, no? I famosi 78 giri. E De Sole racconta in varie interviste che non era contento che vincesse sempre uno, che pagassero solo uno. Dice: siamo uguali. La gente può dire che è meglio uno dell'altro, però siamo uguali. A un certo punto hanno deciso loro di dividere in parti uguali il ricavato della questua che si faceva. Ecco, da quel momento inizia la divisione, ma non si arricchivano, Guardate che quello che avevano
per una serata di canto corrispondeva a una, massimo 2 giornate di lavoro, quindi non è che fossero le cifre che iniziavano a prendere dagli anni 60 in poi, capito? Sino alla seconda guerra mondiale, bene o male, ne uscivano fuori 3-4 giornate. Questo è quello che hanno detto chi cantava veramente. Come erano considerati questi cantadores? L'ho accennato solo all'inizio. Quando erano sul palco erano campioni, degli idoli, osannati dalla gente, venivano aspettati. Una volta che scendevano dal palco erano considerati donnaioli, maigones, gente che non andava mai a lavorare, bandrone, insomma dei perditempo. Questo era un pochettino il padre di Pedro Boccheggio, per esempio, che faceva il contadino, non voleva che il figlio andasse a perdere tempo nelle bettole a cantare, addirittura lo pagavano per cantare le serenate in giro per Porto Torres, per dire, ma così un po' tutti gli altri. Quando è che il canto ha iniziato ad avere una certa importanza? Quando sono venute fuori tutte queste prime incisioni. Adesso iniziamo ad ascoltare degli spezzoni per fare più in fretta, perché gli esempi sono tanti, ma cerco di raccoglierli. E iniziamo da Giovanni Guccuru. L'audio è quello che è, sono incisioni del 26. Avete sentito le caratteristiche vocali? Non è il disco accelerato, lui cantava così. Era considerato insieme a De Lunas un sopranino quasi. Infatti loro andavano bene quando cantavano con le donne, si trovavano male quando facevano le gare con i tenori, con gli uomini, perché la cordatura della chitarra era più bassa e per loro era troppo bassa. Quindi spesso preferivano loro andare avanti con le incisioni, sì, le gare le facevano perché avevano il piacere di farle, però si trovavano male, sia lui che De Lunas. Io ho un altro esempio, ma lo saltiamo. Io ho un mutetto qua di Cufuru che aveva cantato davanti a Mussolini e lui si vantava, no, di questa. Infatti descrive anche la figura di Mussolini, questo mutetto, ma lo potete trovare anche voi che siete tutti giovani nei social di oggi. Allora, invece voglio andare anche un po' più avanti per far conoscere le sonorità belle di quell'epoca, in particolare di De Lunas, che aveva una voce bellissima, limpidissima, e di Maria Rosa Punzulutu, di Ozieri, che ha registrato spesso con De Lunas, andavano molto d'accordo. E pensare che il padre di Maria Rosa, che faceva il ciabattino, vero? Non voleva che cantasse oltre l'uscio di casa, Maria Rosa. Solo una volta morto il padre. Prego. Maria Rosa non c'è lui. Hanno imparato a cantare con nonna mia. Vedi? Chi è ozzierese lo sa in particolare. Quindi in casa mia con nonna. Certo. Una volta morto il padre è uscita da Giuliannile, ha iniziato a frequentare i palchi, l'ho conosciuta anch'io che era anziana, ero un ragazzino, io a Bulzi in paese, ma questa donna vestita di nero me la ricordo sul palco, vagamente me la ricordo. È una voce stupenda, però cantavano con la chitarra terzina, con la chitarra normale, con cui, è in quinta diciamo noi, no? Con la terzina normale, con cui poteva cantare Cuccuru e anche De Lunas, ma non gli altri. Io ho un esempio degli anni 60 dove Maria Teresa Cao, un'altra grandissima cantante di Ozieri, a Sedini, in una gara del 57, e zio Francesco Cubedù me la raccontava sempre questa storia. Dice, una serata in una gara a Sedini, vedi Maria Teresa che fa l'unure a Samoda sua, suonava lei la chitarra terzina, quindi la tonalità sua, il chiave da soprano possiamo dire, ma voi dovete sentire. E in serata c'era Leonardo Cavizza, Francesco Covedo e Pugieddu che cantavano in quinta, come si dice, con una voce quasi femminile, dice provagono scemo prevalas, però l'hanno fatto in tutto il canto in re, ma hanno fatto solo quello e poi la gara l'hanno continuata con la chitarra baritona sarda normale, dove la donna si è dovuta sempre adeguare. E questa è un'altra parentesi da aprire.
però è tecnica. Apro velocemente prima di ascoltare Maria Rosa Ponzuluto e De Lunas. Io non avrei mai fatto cantare una donna in gara con gli uomini, mai, non per una questione di genere, non c'entra nulla, ma per una questione di estensione vocale. La donna che canta oggi nelle gare con gli uomini è costretta a cantare all'ottava bassa sua e la voce è forzata al massimo, non è la sua voce naturale. Io ho provato ad accompagnarla disisparata con una terzina a una ragazza che era abituata a cantare con la baritona, ma è tutt'altra cosa, ma scherziamo, è la voce naturale, è un'altra cosa. È come che gli uomini cantino in chiave femminile, lo stesso lavoro. Purtroppo non si capisce tecnicamente questo lavoro e si continua a farlo. Come l'altro errore, adesso mi riferisco a chi insegna qualcosa ai bambini nelle scuole di canto sardo. Io insegno canto da 40 anni, proprio nella fascia di età della muta della voce, dagli 11 ai 14 anni. Quindi conosco le problematiche e quando faccio cantare i ragazzi so che devo adeguare regolarmente con i mezzi moderni la tonalità, perché in prima cantano una certa tonalità, quando arrivano in terza media non possono più cantare così, perché inizia la muta della voce, la voce si abbassa, poi crescendo nel giro di 5, 6, 7 anni diventerà la voce adulta, non lo so come diventerà alta, media o bassa, dipende dal nostro organismo. Oggi si fanno cantare i bambini, ho visto, di 11 anni, anche 9-10 anni nelle scuole, con la chitarra baritona. Non va bene, lo dico dal punto di vista tecnico. Fateli cantare con la chitarra terzina, le voci bianche. Solo quando sono dai 14 anni in su possono passare alla chitarra baritona, non prima, perché si rischia di fare un danno enorme alle corde vocali. Si formano piccoli polipetti nelle corde. Poi uno inizia a lamentarsi, sono sempre rauco, sono sempre così, sono sempre... No, sono i problemi causati dallo sforzo di cantare in una certa maniera. Molti non lo sanno. Io lo dico questo così, chi vuole ascoltare, lo dico dal punto di vista tecnico. Guardate che si possono fare dei danni gravissimi ai bambini. I bambini devono cantare con la terzina, anche se chi è abituato a usare la chitarra sarda gli viene un po' male ad arpeggiare o a suonare con la chitarra normale. Però bisogna fare così se non vogliamo rovinare i bambini. Poi ognuno può continuare a pensarla come vuole. Questo è un aspetto tecnico. Allora, tornando indietro, sentite un po' la bellezza di questi cantadores. No, non era questo. Va bene. Questi sono i tre famosi Pedro Bocchetto, Luigino Cossu e De Sole. Antonio De Sole. Antonio De Sole. Luigino Cossu, molto melodioso. Sentite la delicatezza del canto, calmo, senza correre, lento. Pedro Bocchetto. Avete visto? Non ce n'è uno uguale, ognuno ha la sua caratteristica vocale. Non è che sceglievano, erano così, capito? Erano così. E la gara era bella perché era varia, per questo motivo. Io infatti dicevo a Zio Francesco in molte chiacchierate e interviste che faceva Zio Francesco Covello, dicevo, ma quando non avevate amplificazione i primi anni, perché cantavano senza amplificazione, come facevate? No, Sintonia comunque va sempre, dice, per dire come la gente assisteva in assoluto silenzio e la gente era abituata a conoscere i timbri vocali, Cussu è te, Cussu è De Sole, Cussu è Luigino Cossu, Cussu è Bocchetto, perché così funzionava. Sentite adesso Maria Rosa Ponzuluto con De Lunas, di Patria. Sentite a Nicolino Cavizza come suonava ad arpeggio nei primi anni. De Luna.
poi ripete lo zierese, lo zieresa. Allora, per capire veramente bene questo tipo di canto, non bisogna ascoltarlo così una volta ogni tanto, bisogna fare un'analisi anche scientifica più approfondita per vedere veramente l'evoluzione che ha avuto questo modo di cantare nell'arco di tutto il secolo, tutto il Novecento. Guardate che io al mio paese, da ragazzino, sentivo cantare le donne mentre lavoravano in casa, cantavano così, Mi ricordo la sorella di Leonardo Cavizza, di Maria Iara, che cantava così, ci fermavamo per strada, anche noi ragazzini, per ascoltarla, perché molte donne cantavano così in quel periodo. Allora, qui siamo negli anni 30. Vi ho detto poco fa, avete sentito il chitarrista? Era Nicolino Cavizza, perché Nicolino Cavizza inizia a cantare lui, nasce come cantatore. A un certo punto, intorno al 1918-19, stava andando a Monti, e allora si andava un po' in bicicletta, un po' a piedi, o a cavallo, ma noi capitava, insomma, era caldo, beve in una fontana l'acqua fresca, perde la voce e non riusciva più poi a portare avanti. Ed è stato Nicolino Cavizza che in quell'occasione proprio ha chiamato Antonio De Sole per sostituirlo a Monti, è lì che inizia la carriera di Antonio De Sole. Nicolino Cavizza ha iniziato a suonare come suonavano tutti allora, a Pottighe. Non esisteva il plettro, Savinna, non esisteva. La chitarra si accompagnava solamente a Pottighe, ad arpeggio oggi diciamo. Anche Nicolino aveva imparato a ploaghe, lui era ploaghese, avevano un piccolo zilleri, no? Vendevano del vino con la madre, lui ragazzino ascoltava i più grandi, perché in tutti i paesi cantavano, anche io sono sicuro che cantavano anche qua a Villanova. Tutti cantavano allora, e i piccoli ascoltavano i più grandi. Nicolino ascoltava Filippo Weiss, famoso, no? Cantatore anche di ploaghe, che è lui che ha avviato a De Sole, sì, anche a Nicolino Cavizza come cantatore. Ma i chitarristi, qualcuno c'era sempre, ma ricordatevi bene, state attenti, il chitarrista di quell'epoca non era paragonabile a chi suona oggi, accompagnava solo con degli accordi, semplicemente per dire c'è anche la chitarra. Ma adesso devo farvi un discorso tecnico sull'uso dell'accompagnamento, perché bisogna capirlo. Allora, inizialmente la maggior parte delle gare venivano fatte senza strumenti, si cantava sul palco a bocca nuda. Le gare iniziavano di pomeriggio, se si organizzavano e avevano quelle famose lampade, come si chiamavano, la carburo, non so come, allora riuscivano a illuminare anche la notte, allora durava anche tutta la notte. Ma guardate, la fotografia l'abbiamo visto prima in quel palco di 4 assi eccetera, era di giorno, stavano cantando di giorno, perché cantavano di pomeriggio alla luce solare normale, perché poi spesso non avevano illuminazione perché non c'era. Allora, dicevo, suonavano tutti ad arpeggio, usavano pollice, indice e il medio raramente, 2 o 3 dita, non di più. Basta ascoltare bene, chi ha studiato musica e chi ha un orecchio più raffinato per la musica, io riesco a seguire e capire cosa sta suonando e con quale dita, oltretutto, non proprio con le dita perché non si vedono, però il tipo di arpeggio si intuisce. Più o meno suonavano tutti. Chi ha innovato un pochettino nell'arpeggio con qualche piccolo abbellimento iniziale sono stati i 2 fratelli Secchi, Peppino e Ignazio Secchi, ma prima di loro c'era Celestino, c'era anche Rodolfo Falchi, Sassari, c'era il chitarrista
Rimonico Paglietta che accompagnava Candida Mara, le madrelingue dicono che se la intendessero anche, vabbè, cose marginali. Insomma, chi veramente inizia a far conoscere la chitarra ad Adolfo Merella, perché Adolfo Merella ha imparato da questi tre che vi ho detto io adesso, ascoltando e frequentando i zilleri di Sassari. Adolfo Merella e di Usini, senz'altro ha visto prima da ragazzino i suonatori di chitarra usinesi, e c'erano, ci sono sempre stati a Usini. Poi, trasferitosi con la famiglia a Sassari, frequentando i locali sassaresi, ha iniziato a imitare i chitarristi di Sassari, e quelli che andavano per la maggiore erano quelli di cui vi ho parlato poco fa, ma in particolare Ignazio Secchi e Peppino Secchi, perché nelle registrazioni di Ignazio in particolare si intravedono già gli abbellimenti nelle pause che faceva Merella, solo che Merella li ha portati a un livello altissimo, li ha perfezionati, li ha modificati, eppure faceva il muratore, non aveva le dita musicista, dico io, no? Faceva il muratore, quindi le dita erano piene di calli, eccetera, però quando suonavano aveva una caratteristica inconfondibile, stupendo. E Merella suonava, anzi ha iniziato a essere conosciuto molto prima Nicolino Cavizza, e per accorciare, perché Nicolino Cavizza a un certo punto è passato ha inventato l'accompagnamento a plettro, a pinna, eppure era bravissimo nell'arpeggio, perché Nicolino ha avuto, è vero, 2 raffermi di carabinieri, no? Ha avuto 2 o 3 anni da una parte, poi durante la seconda guerra mondiale a Berchida, però la sua grande passione era la chitarra e il canto sardo, non c'era nulla da fare. Si congela, e che mestiere faceva? Sopra-i-dance, quindi con i martelli, lavorando il ferro eccetera, gli unghie spesso andavano via. E io ho un'intervista dove lo speaker gli chiede, negli anni 50 a Radio Cagliari, dove gli chiede: ma lei non suonava prima ad arpeggio? E so suonare ancora, ha detto. E come mai suona adesso col pennino, col plettro? È un altro stile quello, dice. Allora sa cosa faccio io? Dovrei là, fatto mio, ha detto. Le unghie non sempre ci sono, perché uno vuoi come te no, è un braccio, ha detto. Poteva capitare che si rompeva l'unghia. E come te vai a suonare? Dice, a Portighe facevo 4 gare al mese con le unghie. A Pinna ne ho fatto 20. Quindi è comprensibile, no? Il cambiamento dal punto di vista economico, quindi della resa, anche perché dagli anni 50 hanno iniziato ad aumentare le gare e a essere pagate in maniera molto molto valida, non come prima. Allora, questo lo saltiamo. Allora, vediamo adesso, un attimino, stiamo arrivando agli anni. Tanto vi ricordo solo velocemente che nel 1934 viene emanato un decreto che hanno vietato gli spettacoli su spinta della Chiesa e del governo fascista, e quindi lo stesso Antonio De Sole diceva: è vero che ne abbiamo fatto molto di meno in quel periodo, però già le facevamo in campagna, no? Oppure qualche podestà gli chiedevamo il permesso, il comitato gli chiedeva il permesso, chiudeva l'occhio nei piccoli paesi, però riuscivano a farlo lo stesso. Però negli anni 30 sono diminuite moltissimo, avevano vietato gli assembramenti, no? E quindi un po' la Chiesa aveva favorito questo blocco, perché dovete sapere che le gare di canto sardo nostre sono venute fuori su spinta, su abitudine delle gare a poesia, perché alla fine dell'Ottocento, nel 1896 a Ozieri hanno fatto la prima gara poetica ufficiale, diciamo, e su quell'imitazione sono venuti fuori poi le nostre gare di canto sardo, un po' per volta, piano piano. Mio nonno mi diceva che a Burzi, quando facevano una festa, che c'erano i poeti magari nella stessa serata presentavano 2 o 3 temi diversi anche, no? Quindi tra un tema e l'altro facevano salire sul palco dei cantadores, così tanto per intrattenere il pubblico. Dopo un po' di tempo è venuta fuori la moda della gara anche del canto a chitarra. Secondo me è nata su spinta della gara a poesia. Perché la Chiesa aveva spinto anche per bloccare queste feste? Perché spesso i temi affrontati nelle gare di poesia erano contro la Chiesa, capito? O contro il prete del paese, o contro un altro personaggio, e quindi li hanno bloccati.
per un certo periodo. Però finita la seconda guerra mondiale, lì sì che inizia, secondo me, per una quindicina d'anni, dal 50 al 65, per me è il periodo più bello, migliore, più ricco per quanto riguarda la storia del giocando a boga di chitarra, perché lì vengono fuori grandi personaggi come Francesco Cuvetto di Bulzi, Leonardo Cavizza di Bulzi, cantano ancora tantissimo i Desore, anche se iniziano ad essere anziani, i Porquetto, Luigino Cossu, ci sono tanti altri. A proposito, vi ricordo che l'ultima gara di Antonio Desore l'ha fatta proprio a Milano agli inizi degli anni 70, ha cantato per 4 ore, poi ha avuto un collasso e non ce l'ha più fatta continuare, però l'ha sempre raccontato. L'ultima gara l'ha fatta qui a Villanova. Allora, devo fare ordine nella mia testa perché sto cercando di essere conciso, perché sono talmente tanti gli aneddoti che ho da raccontare, ci vuole una serata intera. Adesso cambia il canto, anche contro il volere un pochettino dei vecchi cantadores, perché erano legati a un tipo di canto più semplice, campagnolo, diciamo, più adatto ad ambienti particolari. Però nel dopoguerra cambia, perché mentre inizialmente i cantadores avevano un mestiere e cantavano per piacere, anche se ricevevano qualcosa, dagli anni 50 in poi nasce il professionismo dei cantadores. La maggior parte dei cantadores abbandonano i lavori che facevano da giovani e si dedicano esclusivamente alla vita da cantanti, anche perché era ben remunerata. Io vi racconto che io ho suonato dal 78 all'85, 5-6 anni, sul palco, mi ha spinto zio Francesco Cuvetto, ho imparato lo stile all'arpeggio, alla marella diciamo, ma iniziavo già a insegnare quando stavo suonando, quindi avevo già studiato pianoforte, sono diplomato in pianoforte, iniziavo già a farmi le prime supplenze e lo facevo perché mi piaceva la cultura sarda, anche se inizialmente, come tutti i giovani, la odiavamo. Io suonavo il rock, suonavo quelli che andavano per la maggiore negli anni 70, eccetera. Poi mi hanno regalato la chitarra sarda e dopo quel regalo non potevo dire di no, mi sono applicato e... Allora, io mi ricordo, nell'82 a Bulzi, in una gara della festa principale del paese, ho ricevuto la bellezza uguale ai cantatori di 350.000 lire in lire allora, quando di stipendio ne prendevo sulle 550, me lo ricordo benissimo. Infatti ho detto, cavolo, 3 ore per dire, no? Dice, quanto guadagnavano questi in tutta la loro vita? Ecco perché in quel periodo nascono le diatribe, nascono le cooperative tra i cantadores, chitarristi, perché dovevano accaparrarsi più gare possibili, dovevano raggiungere un certo numero di gare per coprire tutto l'anno. E guardate che cantavano in genere, iniziavano a cantare da giugno, luglio, agosto sino a settembre, ottobre non oltre, poi d'inverno andavano all'estero, andavano alle comunità dei sardi all'estero, in Belgio, in Francia, in Germania, ma cantavano quasi tutto l'anno. Zio Francesco mi ha detto, riuscivamo anche a superare le 100 gare in un anno. 100 sono tantissime, pagate a quella cifra, insomma, riuscivano a farsi il reddito, esentasse per tutto quel periodo, perché la cultura era esentasse. Allora, per dire, inizia il vero periodo, grande periodo del canto a chitarra, però nascono anche le guerre tra cantadores. A me è dispiaciuto tanto che a Bulzi avevamo 2 grandissimi cantadores, Cuvetto e Cavizza, che per 20 anni non si sono parlati, parenti, compari tra di loro, capito? Perché? Ma non per colpa loro, forse per un po' di ignoranza da parte loro, ma per il pubblico, è il tifoso che ha creato questo antagonismo tra di loro, no? È chiaro che a Bulzi c'era chi parteggiava più per Cuvetto, altri più per Cavizza, ma siamo tifosi, no? Chi è tifoso della Juve, chi è tifoso dell'Inter, si beccano, eccetera, però con un po' di apertura mentale avremmo assistito noi a una carriera incredibile di questi 2 cantatori che l'hanno fatta. Ma io mi ricordo benissimo zio Francesco Cuvetto, per un periodo lo consideravano morto, c'era la voce, era girata la voce in giro, era morto, l'hanno operato alla gola, non canta più. Chi è che metteva fuori queste voci? Erano cattiverie, gelosie personali, e lui ne ha sofferto tantissimo. A me me l'ha raccontato sino alla fine, possiamo dire, è morto 2 mesi fa,
però ce l'aveva qua. Lui si è rivalutato un pochettino, aveva già smesso un po' di cantare, quando nel 90 ci hanno invitato, lui ha invitato me ad accompagnarlo a suonare, io avevo già smesso di suonare la chitarra sarda, ma mi sono riallenato, l'hanno invitato ad Alghero, a Baia di Conte, a un certo punto per rappresentare il canto logudorese in un simposio internazionale, dove c'erano docenti tedeschi, inglesi, americani di tutto il Mediterraneo che discutevano sul folklore del Mediterraneo. E la serata di chiusura finale c'erano un po' la rappresentanza di tutti gli aspetti culturali sardi, c'erano i tenori di Bitti, le laumetas della zona del Campidano, e per quanto riguarda il Logudoro hanno invitato la RAI a Francesco Cubeddu, che doveva essere accompagnato ad arpeggio. Purtroppo in quel periodo molto probabilmente lui non ha trovato altri chitarristi, mi ha telefonato e mi ha detto: là non è che mi accompagni ad Alghero, no? C'è questa manifestazione. Ha detto: sì, io suono il pianoforte, non suono più la chitarra come prima. Ha detto: allenati, c'è un mese ancora. Sono messo giù e siamo andati e abbiamo fatto la nostra serata. Durante il viaggio poi, rientrando, siccome era taciturno lui, ha detto: eppure non c'è madame mie. Quella frase lo ha rivalutato e lo ha, cioè, eppure han chiamato a mie, cioè potevano chiamare altri, no, per quell'occasione, invece per rappresentare il canto logudorese hanno chiamato a lui, quindi lui lì ha capito che aveva un certo valore, che aveva raggiunto una certa notorietà, un certo valore. Forse non era ancora molto convinto, beato lui, con tutto quello, con la carriera che ha fatto. Allora, adesso guardate un po' come cambiano sia le registrazioni, però attenti, io ho scelto questo brano di Cavizza, di Leonardo Cavizza, accompagnato da Aldo Cavizza, che accompagna la penna, sì, ma guardate la delicatezza dell'accompagnamento. Sino adesso non vi ho detto una cosa. Oggi forse siete abituati ad ascoltare un altro tipo di canto, un altro tipo di ritmo dei cantatori attuali, moderni. Io lo chiamo il canto moderno, che è diverso da quello che si faceva un tempo. Allora, sia chi arpeggiava o chi suonava penna aveva il massimo rispetto d'Esaoghe, perché il canto nella gara sarda era la cosa più importante. Un aneddoto veloce: quando ho suonato la prima gara io, accompagnato a Giovannino Caso e a Francesco Cubeddu, io Francesco lo conoscevo perché mi allenavo con lui, quindi sapevo come cantava, andavo a occhi chiusi. Giovannino, pur essendo di Bulzi, non l'avevo mai accompagnato perché abitava già fuori, lui eccetera, e quindi ero teso, non sapevo chissà come canta questo Esaoghe, perché il canto nella gara sarda era la cosa più importante. Un aneddoto veloce: quando ho suonato la prima gara io, accompagnato a Giovannino Caso e a Francesco Cubeddu, io Francesco lo conoscevo perché mi allenavo con lui, quindi sapevo come cantava, andavo a occhi chiusi. Giovannino, pur essendo di Bulzi, non l'avevo mai accompagnato perché abitava già fuori, lui eccetera, e quindi ero teso, non sapevo chissà come canta questo, no? Ma ho visto che inizia il canto il re, alle prime battute ho detto: ma mi sembra di conoscerlo, perché aveva un po' le modulazioni di De Sole, un po' di Zio Francesco, no? Aveva questo modo, e quindi in alcuni passaggi l'ho anticipato una nota, ho anticipato una nota alla prima pausa, e Giovannino, sanguigno lo stesso come carattere, mi ha detto: non lo mette più in me. E ho detto: cosa ho fatto? Non ho sbagliato. Ho detto: cosa ho fatto? Non mi anticipi più in me. Decideo a voi devi andare, non mi date la rettura. Aveva ragione, per me è stata una lezione importantissima. Mi ha fatto capire che nel canto sardo la melodia, il cantante può creare nel momento il canto, può creare le modulazioni, dipende dallo stato d'animo, dipende dal momento. Il chitarrista deve saperlo assecondare, deve seguirlo, questo è il compito del chitarrista, ed è quello che ho imparato io sono rimasto fermo a quel modo di accompagnare. Quindi l'abilità del chitarrista è anche un po' più difficile, perché deve seguire sul momento, deve capire dove va a finire la melodia e deve seguirlo. E qui introduco velocemente l'aspetto tecnico dell'accompagnamento ad arpeggio e l'accompagnamento a plettro attuale. Voi sapete che dal 65 in poi Nicolino Cavizza introduce la fisarmonica nelle gare, perché
con l'arrivo della televisione, della radio abbastanza comune in tutte le case, i giovani iniziavano a disertare le piazze durante le serate di canto sardo. Da 2 serate che si facevano nelle feste prima di canto sardo si era ridotti a 1 e poi quasi a saltarla. Quindi Nicolino Cavizza ha avuto l'intuizione di cambiare qualcosa, di renderlo più moderno, chiaramente contro il parere dei vecchi cantadores, perché erano rimasti legati al vecchio modo di fare musica e di cantare in quel periodo. Nicolino Cavizza introduce la fisarmonica. Con la fisarmonica l'accompagnamento ad arpeggio è incompatibile, per come la vedo io, è incompatibile. Anche se qualche gara si è fatta per necessità, si pagava e quindi la facevano lo stesso, ma è incompatibile. Cosa c'è di diverso? State attenti perché è molto sottile la differenza. L'accompagnamento ad arpeggio accompagna il cantante, non lo anticipa, accompagna solamente, è da supporto, fa da armonia, da tappetto si può dire. Il cantante è liberissimo, era liberissimo di modulare a piacere, come voleva, e lì si vedeva l'abilità del suo cantatore. Con l'inserimento del plettro insieme alla fisarmonica, non da solo, perché il plettro da solo, lo ascolteremo adesso con Aldo Cavizza, era perfetto, andava benissimo. Però una volta introdotta la fisarmonica, che io considero la madre del ballo, ma nel canto sardo per me mi stona un pochettino, anche se la rispetto, perché il canto popolare, sono il primo a dirlo, si evolve con l'andare del tempo e cambia, ci adattiamo, però io rimango legato nel nostro settore al canto di una volta, alle caratteristiche di una volta. Sono un po' conservatore da quel punto di vista, per averlo anche masticato e praticato per alcuni anni sul palco, insieme ai grandi cantadores. Allora, oggi, dagli anni 70 in poi, una volta introdotta la fisarmonica in pianta stabile nelle gare, piano piano l'accompagnamento ad arpeggio inizia a diminuire e lì iniziano le polemiche, grosse polemiche, tra uno stile e l'altro. Diventa di moda invece la gara con la fisarmonica. Perché? Lo dico io per primo, è più spettacolare la gara fatta con la fisarmonica, la rende più allegra, più veloce, però nel canto sardo espressivo la velocità toglie l'espressività. Il canto fatto troppo in fretta toglie l'espressività del canto. Il canto per essere espressivo deve essere pacato, deve essere calmo, deve essere lento. Solo allora il cantante ha la possibilità anche di creare nuove sonorità. E succede questo, che iniziano la guerra di accaparrarsi le serate. Ormai i chitarristi che vengono fuori, allievi di Nicolino Cavizza, di Aldo Cavizza, essendo l'accompagnamento a plettro molto più semplice da acquisire. Io stesso quando ho iniziato, quando mi hanno quasi imposto di imparare sulla chitarra, ho comprato dei nastri dei vari chitarristi, non conoscendoli, avevo circa 20 anni, e li ho studiati. Quindi per me musicista era più facile capire come suonavano. Il genere a plettro in una settimana l'ho acquisito tutto, dal re sino alla disperata, tutto. Non riusciva a capire come suonava Merella. E lì me lo sono preso proprio di impegno io. Sono impiegato 3 mesi a capire veramente il tipo di accompagnamento che realizzava lui, perché è molto più difficile suonare ad arpeggio, ci vuole più tempo. Però una volta che si impara ad accompagnare nello stile a plettro, accompagnando la base, è un'altra cosa. Questo ognuno è libero di pensarla come vuole, Questo è il mio pensiero e rimane il mio pensiero. Allora, che differenza c'è quindi tra accompagnamento ad arpeggio, pacato, calmo, perché segue il ritmo, no, non si chiama ritmo, segue la modulazione del cantatore, e il ritmo che viene eseguito oggi, il suo canto sardo di oggi, che è così ormai dagli anni 70 sino ad oggi, ed è in piena evoluzione, io sono sicuro che cambierà ancora piano piano. Allora, qual è la differenza? È tecnica. Oggi, se c'è la fisarmonica con la chitarra a plettro, devono eseguire il brano quasi leggendo uno spartito, perché per andare d'accordo entrambi devono seguire lo stesso ritmo. Quindi una volta che si introduce il ritmo nel canto sardo, cambia la tecnica, cambia tutto. Il canto di una volta non aveva ritmo, il canto gregoriano non aveva ritmo, era espressione naturale, il ritmo lo dettava l'ispirazione del momento. Oggi invece i cantatori attuali sono abituati, perché devono cantare così,
a cantare con fisarmonica e chitarra a plettro, e anche loro sono diventati veloci, perché a differenza di una volta si adeguano loro i cantanti alla fisarmonica e alla chitarra, quindi stiamo parlando di due cose diverse. Nel vecchio modo era il chitarrista che si adeguava al cantante. Oggi sono molto affiatati, perché cantando quasi tutte le sere sempre gli stessi cantatori insieme, sono molto affiatati, ma l'affiatamento tende ad accelerare anche l'esecuzione. Tecnicamente sono due stili completamente diversi, cambia l'ambiente, e per il cantante, infatti io invito oggi i cantanti di stasera che completeranno questa serata, invito a fare uno sforzo personale. A Pietro, il chitarrista, non gli dico nulla. Dove è Pietro? A Pietro Niedu non gli dico nulla, perché lui è abituato a seguire chi canta, fa parte della nostra scuola, quindi di arpeggio. Però invito i cantadores di oggi, che sono dei professionisti, Marco Manca, Emanuele Bazzoni e Graziano, che sta iniziando la carriera di cantatore, a riflettere oggi. Provate a cantare un Vaga Santiga, calmi, non aspettate che sia la chitarra che vi dà il via, andate voi davanti, perché così si faceva. E il chitarrista Pietro vi seguirà, state tranquilli, tanto vi segue dove andate, ovunque moduliate. Questa è la differenza tra canto moderno e il canto di una volta. Tecnicamente c'è la differenza, e come che c'è la differenza? Oggi c'è il ritmo, prima il ritmo non ce n'era, era libertà di esecuzione, libertà di modulazione. Sentite qui Leonardo Cavizza, io ho scelto questo pezzo perché mette in evidenza la sua elasticità vocale, tutto di gola, Gio Leonardo aveva a parte il volume, anche se molti dicevano non lava troppo, lui ha sempre cantato così, da giovane, ha sempre cantato così. Qui lo accompagna Aldo Cavizza. Guardate però, se riuscite un po' a staccare la chitarra dal canto, ci vuole un po' di impegno. Guardate la delicatezza. Qui Aldo suona a Santiga, segue il cantante, perché non c'è la fisarmonica qui, sentite? E io non ho niente contro la fisarmonica, qualcuno potrebbe pensare che ce l'ho contro la fisarmonica. No, è che io ho una concezione su canta poco di chitarra diverso, tutto lì. Allora, date un po' di volume. Sentite che calmo. Sentite la delicatezza dell'accompagnamento, eppure è appena, Allora, quindi il discorso che faccio io non è per l'arpeggio, per l'arpeggio. Certo che parteggio per l'arpeggio perché io suono d'arpeggio, ma riconosco quando l'accompagnamento è veramente valido. E qui Aldo Cavizza l'ha sempre riconosciuto. Lui ha messo in pratica lo stile di Marella, perché Marella ha creato l'accompagnamento nota per nota, perché i suoi predecessori di Marella facevano degli accordi, accompagnavano e basta, qualche abbellimento nelle pause. Marella invece ha introdotto l'accompagnamento perché il canto lo conosceva, nota per nota. E Aldo ha sempre detto: io ho usato quel metodo lì, certo a penna, però accompagna anche lui nota per nota, e questo accompagnamento va benissimo,
non distorce per niente, pure a penna, però è delicato, segue il canto. Sentite adesso continuando, qui siamo già negli anni, fine anni 50. Qui accompagna Marella e accompagna Gio Francesco Cubeddu. Sentite la bellezza dell'accompagnamento, la delicatezza, che non prevarica mai, e la libertà vocale invece di un'altra donna. Questo era Gio Francesco Cubeddu con l'accompagnamento di Adolfo Marella. Sto andando verso l'ultima parte, stiamo quasi per terminare. Cosa devo dirvi ancora? Negli anni 50, gli anni 50 sono stati il dopoguerra, arriva piano piano un po' di benessere, no? Però purtroppo si avvicinano anche che cosa? I primi televisori nelle famiglie, all'inizio degli anni 60, diventa abbastanza generalizzato. Mi ricordo ancora quando babbo ha acquistato il primo televisore ed era il secondo nella Buzzi nel mio paese. Io lo ricordo ancora, uno era nella sede parrocchiale dove andava tutto il paese e uno a casa. Abbiamo dovuto nasconderlo perché c'era tutto il vicinato sempre a casa ed era un macello, no? Sapete come poteva succedere. Però piano piano, in giro di pochi anni, una volta che arriva il televisore, anche se erano pochi canali a quel tempo, i giovani iniziano a sentire i Beatles, i Rolling Stones, questi gruppi che venivano da fuori, i Police, ancora no, altri gruppi, e chiaramente ascoltando tutta la musica che veniva dall'esterno, la nostra musica tradizionale sembrava sempre più grezza, più rozza, e così dicevano, io stesso, io negli anni 70 ero giovane, quindi ho iniziato a suonare la chitarra e suonavamo Battisti, i grandi cantautori, i Palpoli, Genesi, Zeppelin, tutti quelli lì. E quando li sentivamo parlare a casa, ogni festa terminava, ogni pranzo, il nonno, babbo, tutti a voci, cantando canto locutorense, quello si canta, e senza chitarra. Piano piano, quando i parlatori poi ci divertivamo tutti insieme. Però io dico una cosa, una volta che uno inizia a strimpellare la chitarra sarda, che inizia a capire come funziona, entra dentro, non esce più. E io ho 40 anni che mi sono appassionato, eppure insegno tutti i generi musicali, ancora a scuola. Però io, quell'angolino a casa, ogni giorno, una mezz'oretta ogni giorno, mi prendo la chitarra sarda, mi metto una gara che piace a me e me li seguo, accodo la chitarra della gara, di quella tonalità, e me li seguo, sia che suoni Marella, che suoni Aldo, che suoni qualche altro. E ci passo una mezz'oretta così, a parte l'allenamento che serve sempre. Allora, succede che la gara non rimane la stessa però in quel periodo, viene arricchita di canti nuovi, perché sino a tutti gli anni 30 la gara era formata da Canto in Re, Moresa, Muttos, sono stati inseriti Salentiesine, canti galluresi, perché iniziano a cantare, andare in giro anche i cantadores galluresi, che inizialmente cantavano solo in gallurese. A proposito, Luigino Cossu, un aneddoto che mi ha raccontato Gio Francesco Cubeddu, ha iniziato a cantare in sardo grazie a due operai del mio paese che lavoravano quando stavano costruendo la strada che da Agius va a Trinità. Facevano la ghiaia, tagliavano le pietre per la ghiaia in realtà, e si fermavano a Trinità dove abitava Luigino Cossu, e la sera si trovavano per canticchiare o chiacchierare così. È successo che Gio Francesco mi dice: ci andavamo con Luigino Cossu, con Tesore, ai vari matrimoni che ci invitavano a cantare, no? Anche ai matrimoni. Prima di salutarci diceva sempre: oh Franzia, vedo, salutami a Nenaldo Moreu e un altro di Burzi. Va bene, una, due, tre. Alla quinta volta ha detto: ma non vuoi dire perché li saluti? Voi che ti mandi saluti sempre a questi due?
avanti la dico, in gallurese, avanti la dico, ti mandano i saluti a questi due persone di Vulzi che avevano imparato a cantare lo salto. Non erano cantatori, ma canticchiavano, erano dilettanti. Dice, e allora piano piano inizia anche lui a cantare il logudorese, ma i cantatori galluresi cantavano in gara anche quasi sempre in gallurese. Quindi dagli anni 30 in poi vengono arricchite le gare. Con quali canti? Tanto Antonio De Sole aveva inserito Saviaghesa, Antiga, il Si bemolle, che inizialmente era molto difficile, molti cantatori ci uscivano, non riuscivano a tornare, finiva in mille addirittura la canzone. Se il chitarrista era abile l'accompagnava, altrimenti a Burgomo, capita anche adesso se non sei molto abile. Allora, invece Cicchedo Vannoni in particolare, che era già abbastanza grande, ma ha fatto tutta la carriera con i Pugetto, con i Covetu, eccetera, ha inserito due canti in particolare, specialmente in quegli anni lì. Ha inserito la Filognana, che aveva lui sentito in occasione della visita del re Vittorio Emanuele nel 34-35 a Tempio, quando era venuto in Sardegna. Per intrattenere il re avevano fatto cantare le donne che tiravano la lana, no? I tempiesi e gli anziani, e hanno cantato queste sonorità, la Graminatoggia, la Filognana. Cicchedo Vannoni aveva sempre lo spunto, prendeva lo spunto e negli anni 50 l'ha detto a Gianfrancesco, la fermo, ha detto, l'hanno arrangiata insieme a Marella e l'hanno incisa. Ma ha inserito anche all'inizio degli anni 60 la Corsicana, che all'inizio ha fatto uno scandalo, ma ha detto Gianfrancesco, dica non l'hanno cantata la prima volta, le cose che ci hanno detto, poi a voi non l'hanno cantata tutto, perché piaceva la sonorità, eccetera. Certo, di saldo non aveva niente. Come era nata la Corsicana? Era nella Maddalena, Cicchedo Vannoni con Gianfrancesco. Nelle pause ascoltavano dei dischi di un tenore, un certo Tino Rossi, gli era piaciuta. Figurati, Cicchedo Vannoni, la fantasia non gli mancava, hanno preso lo spunto e hanno creato la Corsicana, quella che poi hanno inciso Zio Francesco Cubetto, eccetera, Antonello di Antonello, no, una delle prime, quella lì. E alla fine poi la cantavano tutti, ed è stata, quindi la gara inizia ad allargarsi di brani. Non solo, all'inizio degli anni 60, adesso ve lo faccio ascoltare, anche se non tutto, e qui mi correggo perché sino ad oggi dicevo non il contrario, ma dicevo che a proposito del Fa diesis, l'ultimo canto che è stato inserito come novità, Fa diesis, un bellissimo canto che analizzato tecnicamente deriva dal Si bemolle, è una modulazione del Si bemolle un po' diversa. Dicevo che, per quello che sapevo io dalle mie ricerche, sapevo che era stato creato da Valentino Usai, un cantante sassarese, e armonizzato poi da Marella. Invece da poco ho saputo, ed è una fonte sicura, che il canto e le 2 a 3 modulazioni del Fa diesis, perché non è sempre lo stesso, ci sono delle variazioni, l'ha creato interamente Adolfo Merella, anche la parte melodica, che inizialmente la faceva cantare a Valentino Usai, ma siccome non gli garantiva la riuscita come voleva lui, ha provato a farlo cantare a Gio Francesco Cubetto, e lì l'hanno inciso. Infatti andavano a Vulzi per provarlo, sin quando poi non l'hanno inciso. E il Fa diesis entra in pianta stabile anche nella gara, quindi immaginatevi come era formata la gara negli anni 50 e 60, era completa, con la prima parte, con re centrale, con i canti galluresi e la parte classica dopo, il Miela, canto posano, il Si bemolle, Fa diesis e Disisperata, chiamata Disisperata per l'ignoranza, che non è una disisperata, ma è nata come serenata, e basta, ok? Sentite in fretta adesso un pezzo del Fa diesis di Zio Francesco Cubetto, ma sentite come l'accompagna Adolfo Merella. Guardate il palco di un tempo senza microfoni,
mi sto allungando un po' troppo anche perché c'è la gara dopo. Allora, stiamo andando verso la conclusione. Negli anni 60, all'inizio del 62, vi ho detto prima che Nicolino Cavizza ha voluto rinnovare il canto sardo, anche perché Nicolino era un animale da palco, era un burlone, raccontava barzellette, inventava fattorine, ne faceva di tutti i colori quando era veramente in forma, e ha capito che il canto sardo stava invecchiando e ha cercato di rinnovarlo. E come l'ha rinnovato? Inserendo la fisarmonica. Molti dicono è stata una grandissima invenzione, eccetera. Per me è stata la chiusura del canto antico, e ne è iniziato un altro, è sempre canto sardo, però apriamo due parentesi diverse. Vengono cantate ancora oggi poesie che si cantavano alla vecchia maniera, ma con uno stile completamente diverso, più veloce, come ho detto prima, eccetera. Voglio concludere questa parte dell'ultima generazione dei cantatori che hanno lasciato il segno, il grande segno, in su canto a bocche di terra, con Cicchedo Mannoni. In genere finisco, anzi ascoltiamo anche un altro grandissimo, Mario Scanu. Mario Scanu insieme a zio Leonardo Cavizza, Francesco Poveddu e Cicchedo Mannoni, per me sono le quattro colonne di tutta la storia del canto sardo, sino a quel periodo, diciamo. Ognuno di voi è libero di, magari uno preferisce Chelo, l'altro preferisce Pugetto, l'altro preferisce Virdis, preferisce Carlo, ognuno ha le sue preferenze. Per me, analizzati tecnicamente, considerata la carriera che hanno fatto, le innovazioni che hanno aggiunto nella loro carriera, il numero delle incisioni, i premi ricevuti, la notorietà anche all'estero, per me questi quattro sono le colonne. Adesso sentiamo Mario Scanu, quasi sempre accompagnato dal fratello Giovanni Scanu, che suonava l'arpeggio, ma molto semplice, non aveva grandi abbellimenti lui, no? Accompagnava semplicemente, ma sentite la cadenza perfetta che aveva, faceva il contadino, anche lui. Musicisti di professione, non ce n'erano a quei tempi. Giovanni Scanu alla chitarra. Sensibilità. Per chiudere questo gruppo di colonne, chiamo io, sentite questa disisperata di Cicchedo Mannoni e come la compagna dopo Merenda. Sentite la delicatezza. Tutta perché lunga, Allora, questi sono per me le colonne. Posso fare una graduatoria di merito, ma solo personale giudizio. No, ve la riassumo io,
Adesso io ho introdotto due spezzoni come intendevano Antonio De Sole, questo, l'accompagnamento a chitarra, sia come lo intendeva lui e come lo intendeva Gianfrancesco Cubetti. Ve lo riassumo, sono piccole registrazioni perché non sono molto chiare. Loro avevano grande rispetto per tutti gli strumenti, però sia Antonio De Sole che Gianfrancesco Cubetti ha detto: Nicolino Cavizza e Aldo l'ho sempre riconosciuto, ha riconosciuto Aldo con le interviste io, dove lui ha sempre detto che Adolfo Marella per lui è stato il più grande chitarrista del nostro mondo del canto logudorese. E De Sole lo dice non si può accompagnare il classico un Sabina, dicevano loro sono legati a un tipo di accompagnamento di sonorità diverso. Lo stesso diceva Gianfrancesco, non si vuole, specialmente nella Desisperata. Avete sentito la delicatezza dell'arpeggio di Adolfo Marella che fa a tappeto, avvolge la voce, non prevarica, non emerge la chitarra in maniera preponderante, come potrebbe succedere invece se la Desisperata viene accompagnata dal plettro, perché essendo una nota singola emerge, è molto più penetrante. Anche l'uso del plettro rispetto all'unghia è molto più squillante, il volume è sempre più alto in questo caso. Ve lo riassumo, non ve lo faccio ascoltare. Vorrei chiudere invece, come avete capito, io potrei stare anche 5 ore a parlare di queste cose, ma so bene che vi annoio, vi sto annoiando, però questo lavoro lo sto facendo innanzitutto perché si parli della nostra tradizione, perché non se ne parla più. Non ci sono giovani oggi come intendo io, perché i giovani non seguono più questo genere, sono pochissimi quelli che si avvicinano. Peccato, perché queste sono le nostre radici dal punto di vista culturale. Io farò di tutto, sin quando non mi stancherò di girare i paesi del Logudoro e raccontare queste cose, sperando che forse di ascoltare qualcuno si svegli e si avvicini. In questo senso, i documenti li abbiamo, se vogliamo riascoltarli. Io ho decine di gare dal 50 al 2000 che mi ascolto e spesso pubblico anche su Facebook, sui mezzi moderni, diciamo, che per curiosità possono essere anche ascoltate dai giovani. Però voglio concludere con un canto di mio nonno, visto che io l'ho sempre preso come mia enciclopedia, no? Sulla storia del canto a chitarra, e poi lasciamo libertà ai nostri cantatori per completare la serata. Nonno si vantava di avere una nuoresa che solo lui faceva. Io infatti all'inizio mi fregava perché non sapevo come modulava e poi l'ho capito. Lui inizia la nuoresa normalmente, poi modula in si bemolle e lui la faceva tranquillamente. Non l'ho mai sentita fare dai cantadores, forse perché non ha avuto lui la possibilità di farsi conoscere, ed è questa, un pezzettino, chiaramente. Allora, vediamo se si sente bene. Lo accompagno io, dagli anni 80 questa registrazione. E lui aveva 80 anni qui, Questo era l'inizio, adesso modula alla sua maniera, sentite un po'. E con questo vi ringrazio di aver avuto la pazienza di seguirmi fino a questo momento. Mi dispiace se in alcuni momenti sono stato un pochettino, insomma, perché ho dovuto sbagliare mentalmente, fare una scelta di aneddoti, di sintesi, ma credetemi, la storia del nostro canto non si può fare in un'ora e mezza. Ci vuole almeno 3 ore per entrare nel vivo, facendo un'analisi anche più approfondita dei canti da ascoltare. Però vi ringrazio che avete avuto la pazienza di ascoltarmi
e speriamo che rimanga vivo il piacere di ascoltare il nostro canto sardo. Se di una volta, meglio, perché lo facciamo rivivere, ma continuate al limite ad ascoltare il canto che si fa oggi, perché il canto popolare è sempre in evoluzione. E prendo a prestito una frase che diceva Aldo Cavizza negli ultimi anni della sua vita: il canto sardo non si insegna, si crea. Che io lo traduco: allora, il canto sardo si impara ascoltando, da ragazzini si ascoltano i cantadores eccetera. Quando uno inizia a cantare deve iniziare a creare, perché ha l'esperienza degli altri addosso. Forse è questo che voleva dire. Quindi grazie davvero di cuore e buon proseguimento di serata.